Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Quest'oggi nella seconda parte parleremo della 28ª edizione di un concorso transnazionale di disegno promosso per contrastare la dipendenza da tabagismo. Nella prima parte siamo invece in compagnia di Roberto Vitale, presidente della Vitale Onlus. Siamo ai nastri di partenza dell'edizione 2023 di Geo Adriatico, che inizia giovedì prossimo per concludersi come sempre domenica, no? Se non mi sbaglio. Corretto Umberto, sì, inizierà giovedì 8 giugno e terminerà domenica 11 giugno. Allora facciamo così, siccome abbiamo un contributo di presentazione della manifestazione, intanto lo vediamo assieme e poi ci addentriamo nei vari percorsi. Allora, ecco il video dove tutto sommato i vari percorsi sono stati in qualche modo indicati, no? Si parla di economia, si parla di ambiente, si parla di cultura. Tanto poi dopo alla regia rimettiamo anche magari il video. Sì, abbiamo anche gli ambiti finali dei contributi, perché Simposio Internazionale Geo Adriatico, che gode tra gli altri dei patrocini del Senato della Repubblica, Umberto, della Camera dei Deputati, e raccoglie anche tra i partner tutti gli enti e gli istituti di ricerca presenti a Trieste. E questo è un elemento che caratterizza il Simposio Internazionale, che quest'anno avrà oltre 100 partecipanti in rappresentanza di 25 nazioni, e sono un po' gli elementi, come tu hai già anticipato, che andranno ad accendere i riflettori sulle dinamiche, certo sì, della diplomazia, dell'economia, della scienza e soprattutto anche delle religioni. Non possiamo dimenticare, Umberto, che Trieste è una città multiculturale, multietnica, multirazziale, multiconfessionale e soprattutto multireligiosa, quindi cercheremo anche di declinare le dinamiche dottrinali dell'economia, della scienza, dell'alta finanza e soprattutto del mare e dello spazio, guardandola anche da un osservatorio multireligioso. Ecco, direi che tutto ciò c'entra, diciamo, alcune delle vocazioni della città, no? Nel senso, la città ha una vocazione economica che le viene dalla sua storia, una vocazione di luogo di incontro interreligioso, non fosse altro per tutte le influenze che la città ha conosciuto, per certi aspetti anche di diplomazia, perché questa è una cosa che pochi sanno, no? Pochi sanno che Trieste, soprattutto alla fine della Seconda Guerra Mondiale, al di là di quello che accadeva di abbastanza evidente, però era un luogo anche dove c'erano, come posso dire, era un luogo anche di spie, era un luogo dove insomma si esercitava una certa arte della diplomazia, magari come posso dire a strati più bassi, però insomma comunque
anche questo. La questione della scienza è qualcosa di nuovo ed è qualcosa di caratterizzante in questi anni, forse maggiormente rispetto agli altri percorsi, no? Ritengo di sì, Umberto. Facendo riferimento a quello che è l'ambito prettamente geografico, tu ricordavi il posizionamento della nostra città come porta verso l'est, e sicuramente in eventi bellici Trieste ha caratterizzato quella che è stata anche la diplomazia internazionale. Non si può non ricordare la sua storicità, la sua posizione geografica. Oggi anche attraverso la scienza è sempre maggiormente baricentrico rispetto ad non più solo un asse che raccoglieva l'ovest verso l'est in quell'area che tu facevi, come dire, a cui tu facevi riferimento, della Repubblica Confederale di Jugoslavia. Quindi noi eravamo porta e cerniera anche, no? In quella che era una penetrabilità della territorialità dell'est Europa, quindi dell'Oriente. La scienza oggi ha ulteriormente agevolato quella che è la nostra caratteristica prioritaria, no? La centralità di un paese, in modo particolare di una città, che oggi si snoda anche su un asse diverso, un asse verticale dal sud verso il nord. Non a caso nel 2018 era stato firmato l'agreement tra l'Italia e la Cina affinché appunto il porto di Trieste fosse prioritario rispetto ai traffici che si snodano dal sud, quindi in modo particolare dal continente africano, comunque dal Mediterraneo verso il nord Europa. Quindi uno sposalizio di scienza, uno sposalizio di ambiente in mare in modo particolare, ma nello stesso tempo una governance di una diplomazia oggi che non si declina solo più nell'ambito geopolitico ma anche in quello economico riferito al mare, quindi anche alla blue economy, e anche una diplomazia che ha caratteristiche ben diverse da quelle a cui tu facevi riferimento. Ecco, magari divertiamoci un po' nel senso etimologico del termine. Ci sarebbe bisogno di diplomazia in questi mesi, no? Immagino che tu faccia riferimento al conflitto russo-ucraino. Sì. Non la vedo. Beh, vedi, le notizie delle ultime... A parte sì, questo sviluppo dell'ultima settimana che, guarda caso, vede in campo il Santo Padre, il Vaticano, insomma, no? Però, voglio dire, prima non è che... La mia lettura, questa è personale, sì, chiaramente, Umberto, certamente. ma da, come dire, osservatorio privilegiato ti posso dire che certamente quelli che sono gli ambiti che determinano un equilibrio internazionale non può non passare attraverso la diplomazia. Diplomazia in crisi rispetto al fatto che questa guerra, la guerra russo-ucraina, ha delle connotazioni diverse da quelli che necessariamente si possono ritrovare in aree diverse. Abbiamo uno Stato aggressore, quindi oggi possiamo affermare con una tranquillità che c'è un aggressore e un aggredito. Potremmo, come dire, generalizzare rispetto a chi può essere il buono e chi può essere il cattivo. Ecco, questa sproporzione che c'è non può essere sanata solo dagli ambiti dei negoziati o comunque dall'intervento della diplomazia. C'è un qualche cosa che alimenta la guerra e c'è chiaramente un tessuto economico dettato anche da quello che è la vendita delle armi, che necessariamente sono non certo dico un freno, ma sicuramente un rallentatore di quelli che possono essere gli ambiti di una pace di cui il mondo necessita. E non è certamente un caso che in ore più recenti il Santo Padre sia appellato alla diplomazia vaticana affinché i buoni auspici di una pace nel mondo possono ritrovare anche un assetto in cui la Chiesa cattolica dialoga con la Chiesa ortodossa. È come cosa che ha non certo del nuovo, perché in momenti difficili, momenti diversi, parliamo nella prima parte del secolo scorso, in guerre lontane, la diplomazia vaticana ha saputo essere influente e porre anche rimedio alle a volte mancanze della diplomazia internazionale. Ma tu non credi che ad altri livelli
forse era il caso di ascoltare Kissinger piuttosto che Nancy Pelosi? Ma io non ho come tu ben sai, anzi non io, noi abbiamo e più volte abbiamo parlato di Kissinger nella sua longeva età, ancora colui il quale sa sussurrare, no? Su quelli che sono gli ambiti di equilibrio internazionale. Lui nel 2014 aveva detto attenzione all'Ucraina, nel 2014. Perché forse si può anche ricondurre alla... Attenzione all'Ucraina nel senso, non quello è un luogo dove qualche cosa potrebbe capitare, non attenzione al paese. E così è accaduto. So anche di farti felice con ciò che sto per esprimere, cioè i politici di un tempo, al di là che fossero capi di Stato, erano conoscitori della storia e della geografia, erano portatori di un sapere, di un'enciclopedia ampia, vasta, sì, che oggi purtroppo non è propria della politica dei nostri tempi. Sì. Quindi diceva anche bene uno storico giornalista, era Sergio Canciani, che ci ha lasciato recentemente, storico corrispondente RAI da Mosca, il quale affermava che un buon giornalista, per essere appunto persona qualificata, doveva conoscere prima dei ferri del mestiere la storia e la geografia. Certo. E poi c'è un'altra cosa, poi dopo arriviamo proprio perché mi piace discuterne anche con te. È anche vero che, anche per quello che hai detto tu adesso, non c'è, a livello internazionale, non si coglie più una persona che non sia il Papa, ma non gli compete, non può competergli anche questo, una persona a cui guardare con, come posso dire, con quei sentimenti di fiducia e di speranza e di rispetto magari che qualche anno fa si potevano avere nei confronti, non so, di Nelson Mandela piuttosto che di altri. Io non vedo una personalità internazionale. Nelson Mandela ci lasciava nel dicembre del 2013, quindi Umberto, da allora sono passati 10 anni e la sua opera la si deve attribuire a decenni precedenti, certo, quindi degli anni sono passati. Non c'è più la figura carismatica, non c'è più il leader politico che ha svolto e quindi quella sua attività crescendo nella scuola partitica, non solo politica. Quindi oggi abbiamo in un contesto internazionale delle figure che sono di riferimento per il popolo elettore, che sceglie attraverso quello che i media oggi offrono e questo è il grosso problema. Questo è un limite, e tu lo definisci un grosso problema, Umberto, sicuramente è un limite, però è un limite che non può essere assolutamente limitato nello spazio e nel tempo. È pur vero che la scelta è sempre la nostra e quindi diciamo che noi stessi dovremmo avere una buona enciclopedia per saper scegliere, però la caratteristica della nostra società è anche quella del tempo, che è limitato, e pur sempre si dice che il tempo è una risorsa e bisogna spenderlo bene. Allora, andiamo a Geoadriatico, come tu sai che a me piace un po' divagare e prendere le cose. Ma io ti ringrazio, Umberto, a me fa sempre piacere accogliere i tuoi inviti, per me è un ritorno anche negli studi di Tele4 e lo vivo con una certa emozione, ma anche il dialogare con te è sempre un piacere. Allora, Geoadriatico, quando è nato? Che edizione siamo? Terza, quarta? Siamo la terza edizione, siamo la terza edizione, nascevamo, come dire, a ridosso delle prime aperture post pandemiche. Infatti nelle immagini si vedono, credo siano le immagini delle prime. Eravamo alla Camera di Commercio e quindi dove anche i posti di accesso erano limitatissimi e si usava ancora la mascherina come ambito di protezione dal Covid-19. Quindi terza edizioni che si sono succedute e con chiaramente una particolare attenzione anche da parte dell'Università degli Studi di Trieste. Questa mattina alle 11 al rettorato c'è stata la presentazione della terza edizione proprio nella sala camerata del rettorato, un'università che, dobbiamo ricordare, si accinge a festeggiare i 100 anni. Quindi... E che è sempre più presente nel tessuto culturale, sociale, cittadino, bisogna ricordare anche questo. E l'università nel
nella città, con la gente, tra la gente. Dico qua, al di là che a chi sia a guidare l'università oggi, abbiamo Roberto Di Lenarda, che è iniziato tanto tempo, un po' di tempo fa, e che continua. E che continua, e ha trovato anche in questo rettore, il professor Roberto Di Lenarda, un uomo sicuramente che io definisco anche visionario rispetto soprattutto a quello a cui si faceva riferimento, e cioè la posizione geografica di Trieste e quindi della sua università, al di là di quello che sono, come dire, gli ambiti dell'offerta didattica che l'Università di Trieste propone, diversificata e soprattutto in campi diversi. Oggi, parlando a Trieste, nella città della scienza, non possiamo anche che ricordare l'ambito di specifico interesse recente dell'università, che è quello dell'intelligenza artificiale. Quindi Trieste è sempre un laboratorio anche in ambito accademico. Perché nasceva 3 anni fa? Nasceva da una esigenza di trovare un coordinamento tra tutti gli enti e gli istituti di ricerca. Trieste sicuramente ha offerto negli anni passati, ma in tempi anche diversi, più lontani, dei palcoscenici in cui la scienza ha saputo dialogare con le anime della diplomazia, dell'economia, della finanza e della religione. Ma non c'era, come dire, una parte terza, in questo caso la Vitale Onlus, che ha saputo raccogliere tutti gli enti di ricerca presenti a Trieste come partner, no? In cui hanno saputo esprimere non solo delle professionalità, quindi dei rappresentanti che per singole tematiche intervengono negli anni proponendo anche uno scambio internazionale sul sapere, ma anche aprendo le proprie sedi come location in cui svolgere i panel di Geodriatico, che va ricordato sono dei panel, alcuni aperti al pubblico, alcuni chiusi, perché sono dei panel di lavoro in lingua italiana o in lingua inglese. Apriremo giovedì 8 giugno alle 16 al MIB, dove andremo a parlare di BEI, di BERS e soprattutto di quello che è lo sviluppo in un'area molto di interesse, cioè quella dei Balcani. Lo è anche per il nostro governo, che guarda con attenzione l'area balcanica, e molto probabilmente proprio perché si è ritrovato quell'ambito di posizionamento geografico che Trieste ha ed è unica al mondo. C'è un argomento ogni anno o no, nel senso... Ci sono gli argomenti, vanno, come dire, declinati rispetto ai 4 assi principali. Ma non c'è non c'è un argomento specifico quest'anno? Sì, come no, cioè quest'anno abbiamo come tu sai, da attento cronista, Trieste sta partorendo il cluster, o potremmo anche passarlo per un come dire, ambito di tecnologico aerospaziale, Alpe Adria, che buona parte degli ambiti di ricerca accademici e anche la Vitale Onlus si sono raccolti come promotori di questo cluster aerospaziale Alpe Adria. Quindi la nostra regione avrà un osservatorio privilegiato, un laboratorio in cui lo spazio e le materie attinenti allo spazio si svilupperanno. Quindi quest'anno in modo particolare a Geodriatico parliamo di spazio, parliamo certamente di mare, parliamo appunto, come dicevo, dell'area balcanica, ma parliamo anche del dialogo tra la scienza, la diplomazia e il mondo accademico con le religioni. Questo accadrà, e lo dico per i telespettatori che ci seguono da casa, venerdì dalle 10 alle 12 al segretariato esecutivo dell'INCE in via Genova, e sarà un momento in cui l'imam della grande moschea di Roma, Nader Akkad, dialogherà con il rabbino capo della Slovenia, Ali Haddad, con la monaca buddista Malvina Savio, e si sposeranno questi con una neuroscienziata della Sissa, che è la Huerti, con la direttrice generale di OGS Paola Del Negro, moderati da un padre gesuita, padre Luciano La Rivera, è ritornato da poco a Trieste dopo una bellissima esperienza a Bruxelles, e mi piace ricordarlo, padre Luciano La Rivera, che da economista lui è un bocconiano, e sembra poi un po' strano, anomalo, che in tempo diverso, anche precedente al periodo universitario, aveva avuto quella che si chiama chiamata, però aveva proseguito i suoi studi laureandosi alla Bocconi, per poi riprendere il suo percorso di
che è di curioso. gesuita, e sarà lui a moderare, ecco, per darti alcuni elementi di interesse. Avremo certamente, parleremo anche in modo particolare di cultura, e questo lo faremo nella sede della BCC Venezia Giulia, che sostiene il simposio internazionale Geo-Adriatico. Avremo un panel molto particolare con rappresentanti che proverranno da Bilbao, da Vienna, dall'Egitto, in area Science Park venerdì mattina, in cui andremo ad accendere i riflettori sulle città del futuro. Quindi si parlava prima anche di robotizzazione, si parlerà di digitalizzazione, ecco, vari ambiti che saranno poi raccolti in un report finale che noi come sempre consegneremo alla Direzione Generale della Cooperazione e dello Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, come strumento di lavoro, comunque senza come dire, avere pretese, ma certamente un prodotto da un osservatorio privilegiato internazionale realizzato in una città altrettanto speciale come Trieste. C'è anche quest'anno la consegna del premio Vitale, oppure lo consegnate in altra data? Quest'anno il premio Cinzia Vitale è stato consegnato nel corso del Gran Galà di Primavera. Quindi quando abbiamo parlato tempo fa, ed era anche ospite una scienziata, una se non mi scienziata sbaglio, che durante il Gran Galà di Primavera, che normalmente si svolge a marzo, sotto l'egida della Camera dei Deputati, viene consegnato il premio Cinzia Vitale e vengono consegnate le benemerenze. Quest'anno le benemerenze hanno visto premiati l'ambasciatore Cassese, il consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'amministratore delegato di Licafè, la Scocchia, e l'ammiraglio Giacomin, che è rappresentante militare della NATO e dell'Unione Europea a Bruxelles. Tra le spighe di grano, che sono, come dire, le benemerenze ai più giovani, c'era anche la Morina Jack, che è stata ospite nel tuo studio, che è una scienziata dell'OGS, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale. Tra l'altro, quello che ha fatto l'OGS in quest'ultimo anno, per esempio con la nave, anche con la Laura Bassi, è stata qualcosa di, al di là dell'impresa scientifica, quella di toccare il punto più a sud. Ecco, il punto più a sud, qua, aiutami tu, perché io, come sai, di queste cose qua mi perdo, ma l'aver aiutato anche dei migranti, aver soccorso, aver aiutato poi dopo anche un'altra persona in difficoltà. In Antartide c'erano anche degli altri partecipanti alla campagna che erano rimasti isolati, quindi da rompighiaccio con lo scafo, che appunto la Laura Bassi è riuscita a raggiungere questi ricercatori che erano isolati e a portarli in salvo. Quindi è stato, sì, come dicevi tu Umberto, un'annata molto, molto particolare e di orgoglio per l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale OGS, per la città di Trieste, per l'Italia e per il mondo. Che giustamente poi è stato riconosciuto anche col sigillo trecentesco, cos'era, una settimana fa? Il 31 maggio scorso il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza ha consegnato all'OGS il sigillo trecentesco. Anche questa è diplomazia, no? Questa è diplomazia. Magari si ammanta di un significato particolare, però alla lunga anche questa è diplomazia. È un nuovo filone della diplomazia che si tinge di blu in modo particolare per quanto riguarda l'ambito del mare, ma che ha certamente una anche estensione della terra. La terra oggi viene vista non solo nel suo insieme, no? Dobbiamo anche ricordare che la terra è per oltre il 70% ricoperta di mare, no? di acqua, esattamente, se non sbaglio, il 71,8%. E l'oceano, perché si parla di oceano, no? È un qualcosa che ammanta la terra, e quindi la diplomazia non può che non navigare su questi. E tra l'altro non avevamo sottolineato questo prima. Se c'è un luogo, mettiamola così, del tutto ipotetico ma neanche tanto, dove appunto tutte le tensioni vengono meno, è proprio la scienza. Noi abbiamo visto nostri ospiti
scienziati provenire da paesi differenti che ci raccontano le esperienze tra scienziati che arrivano a loro volta da paesi in guerra fra loro, ma che nel nome Senza della scienza frontiere. dimenticano queste cose e lavorano. Verrebbe da chiedersi perché in certi ambiti ciò succede e perché in certi ambiti non succede. Umberto, non ho la risposta, No, questo è certamente puramente... sarei, come dire, non ho neppure la sfera magica, però ti do la mia lettura. La scienza unisce, non divide. La scienza deve offrirci le ricette per il futuro. Noi avremo sempre più bisogno della scienza per una qualità della vita e anche per un'aspettativa di vita che seppur negli anni è molto aumentata. Come la scienza anche il sapere, no? La più importante arma che si ha è la conoscenza. E questo viene alimentato certamente dalla scienza. Ma nello stesso tempo, per ritornare anche alla nostra città, la città di Trieste, va ricordato anche la presenza del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, perché il tuo pensiero mi ha riportato a fare questo parallelismo, e cioè il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatica accoglie studenti degli ultimi 2 anni delle scuole superiori che provengono da paesi in guerra tra loro. Qui si ritrovano, certo, con anche essendo un po' prevenuti, no? L'uno con l'altro, giovani comunque di diverso genere, uomini e donne, ma al Collegio del Mondo Unito trovano quell'equilibrio che è lo sposalizio. Quindi io dico sempre un abbraccio di pace che sa esprimere il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico. Mi permetto anche di ricordare che proprio a tal proposito, durante il Gran Gala di primavera, viene conferita dalla mia famiglia la borsa di studio intitolata proprio a Nelson Mandela, a coloro i quali hanno, attraverso un elaborato, dato valore a quello che è la pace. E senti però Roberto, c'è un dato però che per certi aspetti è un pochettino preoccupante, ma lì dipende credo da, come posso dire, da cattive interpretazioni. Se è vero che la scienza parla un linguaggio che non ha confini, non ha barriere, un altro linguaggio che non dovrebbe avere confini e non dovrebbe avere barriere è quello della cultura. Però l'anno scorso, proprio allo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, si è incominciato ad agire, secondo me pericolosamente, anche sulla cultura, cioè l'idea che un'università come dire, sopprima un corso monografico su Dostoevskij in quanto russo, l'idea che determinati artisti russi dovessero compiere una sorta di, chiamiamola biura, ma il termine per l'amor di Dio è eccessivo, insomma, comunque, però veniva chiesto loro di prendere distanza da... Cioè, lì... È ancora così, Umberto? È ancora così? È ancora così, nel senso che ricordo il fatto a cui fai riferimento tu, e poi questo, come dire, in un ambito comunitario ha purtroppo penalizzato quelli che sono anche i rapporti della scienza, ma anche i rapporti accademici. Quindi anche professori invitati a convegni, se provenienti dalla Russia o anche dalla Bielorussia, non potevano e non possono partecipare a determinate attività. Quindi inizialmente ritengo fosse stata, come dire, una rigida interpretazione delle direttive comunitarie che erano state recepite dal nostro paese. E poi nel tempo, certamente, con quelli che sono i limiti imposti, si sono resi conto anche. C'è stato un equilibrio, un bilanciamento, però esistono ancora queste direttive in cui al momento queste direttive penalizzano i cittadini russi della cultura, una cultura a 360 anche gradi. Dello sport mi sembra che fosse successo l'altro anno, mi pare che non li volessero a Wimbledon e poi dopo qualcuno... Non so risponderti, però penso che fosse generalizzato rispetto a quello che erano le varie attività. Vero è che però noi italiani in questo siamo sempre un po', come dire, lo spirito machiavellico e un certo cinismo italiano ci fa essere più, come dire, più non meno rigidi, ma come dire, più
più aperti a delle soluzioni di compromesso, che forse... Noi siamo il popolo vogliamoci bene. Sì, vogliamoci che bene. non è male come idea, insomma, Sì. poi dopo dipende perché... Ci sono eccessi da più parti, Umberto, però va detto, credo che sia una caratteristica che ci appartiene. Noi siamo un popolo caldo, un popolo dell'accoglienza, siamo un popolo che dovrebbe forse valorizzare di più quelle che sono le caratteristiche primarie. Cioè sì. Noi siamo i primi cioè, i primi a non conoscere il nostro paese, non conoscere le bellezze architettoniche del nostro paese, ad non saper mangiare forse o bere. Sì. Ecco, sono quelle cose forse che si danno per scontato. Forse più questo, si dà per scontato e quindi non ci si riflette abbastanza. Raccontami invece dell'associazione Cinzia Vitale, che cos'è? Beh, la realtà... Che è l'associazione che organizza Adriatico, quantomeno che dà vita poi... La Vitale Onlus è promotore del simposio internazionale che poi appunto è realizzato, come dicevamo, in partnership con gli enti e l'istituto di ricerca e con il patrocinio, ricordavamo prima, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, tra gli altri, e gode del sostegno della BCC Venezia Giulia. E nasce, come dicevo, per una volontà di trovare un contenitore, un laboratorio in cui far dialogare le diverse anime della diplomazia, dell'economia, della scienza e della religione, e oggi, a distanza di qualche anno, mi sento di poter affermare con serenità che la realtà della Vitale Onlus ha saputo aggregare, come aggrega con le altre attività che svolge in Italia e all'estero. In modo particolare l'ambito che ci appartiene maggiormente è anche quello delle campagne sanitarie, nella specificità per il cancro alla cervice uterina. Trieste, e non mi piace dire la Vitale Onlus, ma Trieste ha formato negli ultimi anni i ginecologi africani e nello specifico molto anche i ginecologi ghanesi. Abbiamo ospitato dei ginecologi ghanesi per formarli all'utilizzo anche del colposcopio, per cercare anche di fare prevenzione, perché nei paesi africani il limite primario è anche la prevenzione. Abbiamo formato i ginecologi del Libano e siamo a partire con un'ulteriore campagna per sconfiggere il cancro alla cervice uterina in India. Di attività ne facciamo molte, c'è anche il Festival su clima, ambiente, Mutumondi che si svolge annualmente in Toscana e dove andiamo ad affrontare le tematiche che meglio rappresentano una nuova cultura dell'ambiente. Dobbiamo essere consapevoli che soprattutto prima si parlava di mare, no? Il mare e tutto ciò che lo connota inizia veramente a casa nostra, inizia laddove noi violiamo quelli che sono ambiti elementari di utilizzo di detersivi, di come dire, ma lo stesso cotton fioc. Dicevano, sentivo ieri, che per quanto riguarda soprattutto la plastica e il mare, dice ormai il danno è tale che è irrimediabile. Tu mi dai la possibilità di ricordare che tra i tanti relatori di Geoadriatico 2023 ci sarà la professoressa Cristina Fossi dell'Università degli Studi di Siena, che terrà una lectio magistralis agli studenti della Summer School sulla Blue Economy. Fossi è una scienziata di fama internazionale che è stata la prima a identificare quello che era il pericolo delle microplastiche nelle balene. Non stiamo parlando di, come dire, ambiti di abitanti del mare minori rispetto a quello che c'è. Questo è anche un ambito che andremo ad approfondire proprio con la professoressa Fossi, quindi le microplastiche del mare, in modo particolare del Mediterraneo. Senti Roberto, abbiamo ancora un po' di tempo, sì. Anzi forse abbiamo un po' sforato, ma vabbè, prendo le responsabilità io.
Come ci si deve iscrivere per seguire come funziona? Seguire Tele4 che comunque è sempre puntuale nelle informazioni e andare eventualmente a consultare il sito di Geoadriatico. Cioè basta digitare Geoadriatico 2023.it, andare negli eventi, nel programma del 2023, quindi 8, 9, 10 e 11 giugno. Come dicevo, ci sono degli appuntamenti aperti al pubblico, altri non riservati, e alcuni in inglese, alcuni in lingua italiana, però invito già tutti ad intervenire giovedì 8 giugno alle 14 al MIB Trieste School of Management. Che è su al Ferdinandeo. Abbiamo un bellissimo palazzo, quello del Ferdinandeo, che oggi è sede del MIB Trieste School of Management, grazie anche alla lungimiranza. Qui si parlava prima di ambiti di visionario, di lungimiranza, e del professor Vladimir Nanut, che in tempi ormai 30 anni fa aveva avuto questa intuizione di dare vita a Trieste del MIB, e soprattutto in una sede così bella, così prestigiosa come quella del Palazzo del Ferdinandeo. Si chiude domenica? Si chiude domenica con una mostra, e ricordavo prima un altro appuntamento aperto al pubblico venerdì mattina dalle 10 alle 12 all'Inci in via Genova, dove si parlerà di dialogo interreligioso con la diplomazia, con l'economia, e sabato invece pomeriggio alle 16 in via Roma 20, nella sede di rappresentanza della BCC Venezia Giulia, parleremo di Gorizia, capitale europea della cultura. Quindi andremo a affrontare quello che è l'ambito della mobilità transfrontaliera, e parleremo in modo particolare di turismo sostenibile. Questi sono argomenti che vale la pena approfondire, perché rappresentano anche il futuro. Il turismo sostenibile è già presente, siamo già presente, uno sguardo al futuro. O anche il presente. Grazie a Roberto Vitale per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie a te Umberto. E noi ci vediamo alla prossima, perché insomma siete pieni di iniziative, per cui siamo ben felici di parlare con te e di ospitarti avanti, come si dice in Trieste. Alla prossima. A pubblicità, poi cambiamo argomento. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta. Come annunciato, ci occupiamo di un concorso di disegno a livello transnazionale che è stato promosso dall'Anvolt e avente come scopo la lotta contro il tabagismo. Siamo in compagnia della dottoressa Claudia Casarsa dell'Anvolt, che ringrazio per essere nei nostri studi, della professoressa Elisabetta Casalini, che è insegnante all'Istituto Comprensivo Campi Elisi e referente dell'Istituto per il Benessere, ma soprattutto siamo in compagnia di colei che ha vinto il premio, che si chiama Marta Mazzarella, e che hai, quanti anni hai, Marta? 10. 10, e che frequenti all'interno dell'Istituto Campi Elisi la scuola elementare? La quinta. La quinta, che si chiama Morpurgo la scuola. Sì, Okay, la perfetto. scuola Morpurgo. Qui ti mancano pochi giorni e poi la scuola è finita. Sì. Quindi sarai contentissima, immagino. Sì. Sì. Allora, come è nata, dottoressa Casarsa, l'idea di questo concorso che, ripeto, è giunto alla 28ª edizione? Esatto, è giunto alla 28ª edizione. L'Anvolt, che se ne occupa in pratica dall'anno in cui è stata fondata a Milano, dal 1984 si può dire, e diciamo è un'associazione nazionale, proprio Volontari Lotta ai Tumori, si occupa sia di seguire il paziente oncologico e i suoi familiari in tutto il percorso della malattia, anche si occupa qui anche a Trieste per gli accompagnamenti, ha delle sedi in tutta Italia. Qui in regione è presente anche nella sede di Udine, e ci occupiamo in pratica proprio anche di informazione, divulgazione scientifica, perché siamo già da parecchi anni che siamo anche coinvolti con Trieste Next, e poi appunto nelle scuole con le varie campagne anche così di informazione e divulgazione proprio per quanto riguarda la prevenzione. L'Anvolt qui a Trieste, che ha la sede in Viale Miramare, si occupa anche di visite di prevenzione,
prevenzione siamo diversi specialisti, ognuno insomma dona in pratica il proprio tempo libero proprio alla prevenzione, alle visite anche ambulatoriali in ginecologia, urologia, c'è la dermatologia, abbiamo anche l'oculistica, un internista, poi una psicoterapeuta, varie psicoterapeute proprio, e diciamo che così in questo non sono ad esempio neanche richieste ad esempio la prescrizione medica, quindi chiunque basta che telefoni in sede e può essere accettato. L'ANVOLT anche a livello nazionale, non dimentichiamolo, perché fa una cosa altrettanto importante, che è quello anche di donare delle borse di studio proprio per la ricerca anche in campo tumorale, quindi voglio ricordare così, se qualcuno vuole, ecco, anche per il 5 per 1000, visto che siamo nel periodo, è molto importante per noi, soprattutto dell'associazione di volontariato. Valgono tantissimo le donazioni, perché appunto è un ente proprio benefico, e per quanto ci riguarda proprio noi tutti specialisti doniamo anche le nostre ore proprio nella prevenzione a scuola, sia nelle scuole primarie, dove appunto con la lotta al tabagismo siamo impegnati già da diversi anni, e in questo ecco ho preso un po' in carico io per gli stili di vita e anche per il mio percorso, per aver già fatto insomma nelle scuole proprio insegnato proprio anche educazione alimentare, ecco, ho preso in parte in carico io questo compito. Per il resto poi siamo anche nelle scuole medie, e abbiamo anche la stessa Morpurgo attivato anche ad esempio con la psicoterapeuta un percorso contro il bullismo, e poi anche qui anche alle medie, perché insomma diciamo che poi le vere campagne di prevenzione dovrebbero proprio iniziare proprio dalle scuole primarie. Noi poi siamo già in diversi istituti, anche nelle scuole secondarie, appunto in diversi licei, anche in diversi istituti professionali. Ho terminato io proprio poco tempo fa, a metà aprile, proprio l'istituto dell'EDDA, l'ultima delle nostre così note di prevenzione, proprio parlando proprio di sostanze psicotrope e anche poi di stili di vita corretti. Come siete venuti a conoscenza del concorso? Allora, la notizia ci è arrivata dalla insegnante Elena Bianchi, che è la collaboratrice scolastica del dirigente scolastico Marco Cucinotta dell'Istituto Comprensivo ai Campi Elisi. L'istituto è da molti anni molto attento a tutti i progetti di prevenzione e di promozione di stili di vita salutari. Siamo stati capofila e apparteniamo tuttora alla rete Scuole che promuovono salute di Trieste, in collaborazione con l'azienda sanitaria, e collaboriamo con altri enti proprio per promuovere uno stile di vita salutare e il benessere, un'educazione al benessere ai nostri studenti. Abbiamo già avuto modo di collaborare con l'ANVOL, come ha appunto già sottolineato la dottoressa Casarsa, con un progetto di prevenzione al bullismo, al cyberbullismo, e quindi abbiamo accolto con grande entusiasmo questo progetto di lotta al tabagismo e il relativo concorso transnazionale. I ragazzi hanno accolto con grande entusiasmo le attività che si sono svolte a scuola. La dottoressa Casarsa e la dottoressa Falciano hanno avuto modo di fare un laboratorio di divulgazione scientifica in cui appunto emergevano tutte le problematiche legate alla questione del tabagismo. Al termine della lezione i ragazzi hanno fatto numerose domande, erano molto coinvolti, e poi la lezione è proseguita nelle classi con gli insegnanti che hanno portato avanti il discorso e hanno potuto in questo modo far emergere nei ragazzi degli slogan e dei messaggi adeguati. In questo modo poi i ragazzi hanno prodotto dei disegni con dei messaggi significativi. E quest'anno la nostra alunna Marta Mazzarella della quinta B, le cui insegnanti sono, a parte me, la maestra Nica Vodopivez, la maestra Pavan, la maestra Oreto, ha vinto il primo premio nazionale e ha vinto appunto questo viaggio premio. Ah, ecco, qual è il premio?
Sono andata in vacanza 5 giorni a Roma. Ah, però, accidenti. Ti è piaciuto, sì? Sì, mi è piaciuto molto. Senti, come hai, diciamo, interpretato su disegno quello che ti è stato raccontato, quello che ti è stato spiegato? Ho voluto pensare ai nostri organi che venivano colpiti dalle freccette che in realtà erano sigarette e venivano anneriti su dei Ho capito. bersagli. Ho capito. E quanto ci hai messo per realizzarlo? Quanto tempo più o meno? Ci ho messo più o meno tutto il tempo disponibile, infatti l'ho finito proprio all'ultimo. Scusa, ma perché era durante una lezione? Cioè era durante un'ora di scuola? No, l'ho potuto fare in parte durante la lezione, in lezioni parte anche scolastiche, poi in dopo. parte anche a casa. Sì, a casa. Però insomma ci è voluto tempo tra la progettazione e la realizzazione. Beh, però insomma hai fatto bene ad prenderti tutto il tempo che volevi, così hai vinto, bene. eccetera. Insomma, 5 giorni a Roma. Con chi sei andata a Roma? Con i genitori o con uno solo dei genitori? Sono andata con mia mamma. Ho capito. Cosa hai visto che ti è piaciuto di più? Ho visto il Colosseo, i Fori Imperiali e soprattutto la Basilica di San Pietro, che mi è piaciuta moltissimo. Non eri mai stata prima a Roma? No, non ero mai stata prima a Roma. Ho capito. Adesso tu finisci la scuola questa settimana, non mi dicevi? Sì, venerdì già finite? Venerdì è l'ultimo giorno di scuola e dopo le vacanze. Sai già dove vai in vacanza o non lo sai ancora? No. Andrò al mare in Sardegna. Sì, finisce, tu sei in quinta, quindi Sì. il prossimo anno vai alle medie. Sì, vado alle E medie. vai alle medie, mi dicevi, a pochi metri di dove sei adesso, perché insomma, essendo un istituto comprensivo ci sono anche le medie. Una volta sai che si facevano gli esami, no? Per passare dalle elementari alle medie, adesso non si fanno Sì, più. lo so. Per fortuna io non li devo fare. Ma fate qualcosa per per salutarvi con i compagni, con le maestre, eccetera? Sì. Si fa il pranzo di classe e Ah, vedi. ci sarebbero delle cose che io non posso sapere. Ho capito, quindi Facciamo fate anche delle feste, facciamo il Cantamorpurgo, ci sono varie attività. quindi c'è Abbiamo fatto uno spettacolo teatrale, abbiamo facciamo diverse attività di saluto finale. Ma a te, diciamo, disegnare piace particolarmente oppure questo potrebbe essere anche un exploit? No, mi piace moltissimo. Ti piace? Vorrei poter disegnare anche di più. Questo è un appunto a voi che non li fate disegnare troppo probabilmente. No, No, semplicemente. spero che intendi dire Ti che piace anche dopo semplicemente, ti vuoi piace? Sì, di proseguire. No, in realtà disegna parecchio anche durante Ma le come, ore. io non mi ricordo, se devo essere sincero, come si insegna disegno alle elementari? Come glielo insegnate? Ci sono numerosi argomenti da sottolineare, da evidenziare, quindi c'è un curriculum, ci sono dei programmi e chiaramente ci sono sia l'utilizzo di tutte le tecniche, quindi l'utilizzo dei pastelli, gli acquarelli, le tempere, gli acrilici. Esiste ancora la tempera? Sì, assolutamente, sia anche varie tecniche quali anche l'utilizzo di materiali, quindi il cartonato, il collage e poi anche elementi proprio legati al disegno, quali la prospettiva, lo studio insomma dei punti, le linee, le forme. Ma lavorate anche io quando erano più alle medie, lavorate anche, non so, col pongo, con la plastilina, col DAS? Abbiamo fatto alcuni lavoretti. Ti piace anche quello oppure ti piace pure di proprio Mi piace. un'anima artistica, insomma? Ecco, quanto è necessario? Diciamo che nel concorso poi si può partecipare anche all'udienza con il Papa Francesco, perché nel viaggio c'era anche l'udienza e anche quella che ha un impatto, diciamo così, anche emotivo, al quale anche la nostra responsabile, quella che ci tiene moltissimo, è proprio Antonietta Falciano, dove non me l'hai detto, col dovevi Papa, perché non è Sì, da anche tutti. Il viaggio a Roma può essere per tanti, ma è per pochi avere così l'onore di poter incontrare il Papa. E che impressione ti ha fatto quel momento? È stato bellissimo, io non avevo veramente parole. Mi è piaciuto molto. In Sala Nervi, no? Desumo. Penso di sì. Quella sala grande,
All'aperto? Era all'aperto. Era all'aperto. Ho capito, pensavo fosse in sala neve. Quanto è importante, dottoressa Casarsa, proprio coinvolgere su una tematica così seria i bambini e cominciare a coinvolgerli subito? È importantissima, tantissimo, anche perché adesso anche le ultime statistiche ci stanno di nuovo facendo emergere che dopo appunto il post-Covid, dopo i vari lockdown, l'aumento è ritornato in aumento proprio la statistica e la percentuale dei fumatori. E in più anche ai giovani e agli adolescenti, per quanto anche mi riguarda, ha lasciato anche altri strascichi ben più gravi anche per quanto riguarda proprio i disturbi del comportamento alimentare, ma anche problemi proprio psicologici. Quindi già impartire così di nuovo dei bambini che hanno subito, ecco, diciamo diversi traumi, magari perché insomma il lockdown è stato un po' una costrizione per alcuni, non sempre insomma ne sono usciti proprio così benissimo psicologicamente. In più poi educare anche i bambini significa educare le famiglie, perché molte volte sono proprio i bambini che portano a casa i messaggi. Marta è proprio questo un testimone, perché ha fatto un disegno bellissimo, ha fatto proprio centro con i suoi bersagli proprio sul messaggio, perché ha colto, e poi questi disegni vengono anche poi pubblicati anche nella rivista proprio dell'Humboldt, quindi a livello nazionale, ricordiamolo, è proprio stata scelta anche da una commissione proprio a Milano in sede, da proprio una commissione di diversi bambini, artisti anche, quindi sono stati degli artisti e dei pittori che hanno scelto anche il disegno di Marta, questo proprio per avvalorare anche veramente il suo lodevole lavoro. E immagino poi anche che per le scuole sia anche un'assunzione di responsabilità quando si prende parte a questo tipo di iniziative, cioè non lo si fa tanto per. No, assolutamente. Come già detto prima, noi abbiamo proprio una policy scolastica che prevede la partecipazione a dei progetti di prevenzione su vari fronti, ma con l'ottica proprio di promuovere stili di vita salutari. A tale proposito noi appunto partecipiamo a numerosi progetti, tra cui appunto la meditazione mindfulness che proponiamo anche proprio nella classe con i bambini. Cos'è la? Meditazione mindfulness. Ah, non sapevo. Proponiamo la meditazione ai ragazzi. Cosa vi fanno fare? Cosa vi fanno fare? Cos'è la meditazione mindfulness? Si mette una mano sulla pancia, si ascolta il respiro, si ascolta il corpo, la maestra lo sa meglio di me. Ecco, ti è. E poi anche il progetto Emozioni in Regola, anche lì si indagano le emozioni con uno studio dietro molto importante e quindi insomma con tutta una serie di progetti di largo respiro riusciamo a prevenire soprattutto comportamenti non adeguati che si possono verificare in futuro. Cerchiamo di offrire delle opportunità ai ragazzi proprio di autoconsapevolezza, la possibilità di scegliere autonomamente i comportamenti corretti da seguire. A tale proposito io volevo proprio ringraziare l'Humboldt a nome di tutto l'istituto proprio per la promozione di questi molto utili progetti e anche e soprattutto la dottoressa Falciano e la dottoressa Casarsa per la loro disponibilità, per il loro impegno nel promuovere questi progetti nelle classi. Anche la dottoressa Paoletti per quanto riguarda il bullismo. Ricordo anche che la mindfulness noi ne abbiamo parlato già qualche anno fa alle superiori proprio per introdurla anche ai ragazzi più grandi, per gestire magari meglio anche l'esame di maturità, visto che siamo anche nel corso. Certo. Mindfulness che poi viene applicata anche al mangiare, perché viene detta e definita eatfulness, quindi è sempre un discorso poi che si riporta avanti verso veramente diversi campi, quindi è veramente un plauso alla scuola perché ha preso veramente in mano un bellissimo progetto. Senti Marta, tu che cosa conoscevi dei pericoli del fumo prima di queste lezioni? Sapevo già che faceva male, ma ben poco oltre questo, che faceva venire molte malattie, appunto, e dopo queste lezioni sarai ancora più attento, cioè, perché i bambini poi, è vero che voi siete anche poi a casa quando
quando tornate a casa da scuola dove siete tremendi con i genitori, eventualmente con gli altri parenti, sì, no? Sì. Qui tu adesso sei un po' una guardiana Sì. Senti, hai fratelli, sorelle? E una sorellina più piccola, ma Più piccola, fuma. No, beh, insomma, no, perché ti avrei chiesto se anche a lei piace disegnare o se... Sì, le piace disegnare molto. Quindi è di famiglia allora sta qui. Sì. Quindi quando lei crescerà farete anche chi disegna meglio, eccetera, oppure... In realtà lo facciamo già. E quanti anni ha? Ha 9 anni. 9 anni, ok, va, non è tanto più piccola allora. Sì. Ho non è- capito. E si chiama? Chiara. Vuoi salutarla o... Va bene, No, ciao no. Chiara. Ok. Ecco, ha detto bene, sono proprio dei guardiani. Noi alla fine ogni Sì, anno sono talebani. li premiamo proprio perché ecco, è una nuova classe che si è formata e noi riconosciamo a tutti i bambini, è vero, c'è una vincitrice, ma sono tutti vincitori e soprattutto tutti ci teniamo davvero in associazione a definirli ambasciatori della salute e per questo anche doniamo, diciamo, tutti questo cartellino perché effettivamente è il nostro futuro. La riprendete anche l'anno prossimo, immagino. Speriamo che altre classi e altre scuole ecco, elementari magari aderiscano e partecipino al nostro concorso. Ma Noi diceva siamo che- sempre a disposizione. Mi diceva che è il secondo anno consecutivo che una scuola di Trieste vince Esatto. il concorso, quindi Sì. questo è anche... E l'altra in che scuola Anche era? perché Sì. poi l'altra era l'anno scorso eravamo con alla Ruggero Manna Ok. e poi ricordiamo anche che sono anche poi degli stati europei, appunto Romania, la Bulgaria e la Moldavia che partecipano anche con i loro disegni e quindi diciamo che effettivamente ecco è veramente un Abbiamo onore tempo soltanto- partecipare a questo concorso. tempo- Speriamo il prossimo anno, ecco. Anche la responsabile Antonietta Falciano, infatti, è molto desiderosa che le classi, le scuole elementari aumentino, anche perché così effettivamente lasceremo ancora più buone informazioni e buoni messaggi. Chi volesse conoscere un po' più, abbiamo pochissimo tempo, Sì. chi volesse conoscere un po' di più dell'Humboldt, c'è un sito dove immagino C'è il ci sia sito, tutto. esatto, c'è il sito web dove si può anche così verificare anche per i numeri telefonici, per la sede anche di Viale Miramare, oppure anche Udine, insomma, quindi tutti i recapiti c'è proprio sul sito nazionale e dentro ci sono tutte le varie sedi regionali. Laddove, credo, una domanda un po' sciocca, ma io la faccio ugualmente, per iscriversi a scuola non c'è più tempo, no? Perché mi pare che adesso bisogna farlo con molto anticipo. In realtà credo si possa Ho ancora capito. iscriversi e qualora ci fosse la possibilità di entrare noi chiaramente intanto siamo la molto accoglienti. buttiamo. Allora io ringrazio la dottoressa Claudia Casarsa, la professoressa Elisabetta Casalini e soprattutto Marta Mazzarella. Mi raccomando, divertiti quest'estate e poi dopo si ricomincia, però quest'estate tu devi divertirti, va buon? Sì. Grazie, sì. Grazie a tutti, ci vediamo domani come sempre alle ore 18. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.